come avevo accennato prima, il deluxe con cioccolato monorigine da Santo Domingo e la vaniglia Tahiti, e poi il classico pistacchio, il nostro classico pistacchio ormai famosissimo. Bene. Grazie a te, io volevo lanciare un'idea, se ce la facciamo, lanciamo questa idea. Io vorrei, mi piacerebbe, non so se lo fanno abitualmente, però sarebbe un bel gesto anche da vedere noi, che ognuno di loro regalasse all'altro un proprio prodotto, no? Che se lo scambiasse, questo sarebbe bello, no? Anche per assaggiare vicendevolmente i prodotti degli altri. L'avete sempre fatto, però è una cosa che mi piacerebbe vedere proprio fisicamente stasera, questo scambio di doni mi piacerebbe vederlo davanti a tutti, che sarebbe molto molto bello. Allora torniamo alla Margherita Caffè e facciamo quest'altro giretto, intanto che voi continuate a girare. Ma cosa impazzisce se vi fermate? Ah, ok, quindi come la maionese. Sono le salse, quindi devono sempre loro si metteranno sul panettone. Ecco, questa io volevo fare una domanda tecnica, perché se io venissi per esempio a comprare un panettone da voi e ci fosse la possibilità di avere questa salsa, io come faccio a metterla sul panettone? Mi date qualcosa? Ce me la dai, io vado a casa. Ah, ok, non devo andare a casa girando sta cosa fino a casa, no, quindi ci sarà comunque, date qualcosa per, no, quindi la date già pronta, poi sicuramente. E si va. Amici di Bella Sicilia, in diretta da Rocca di Capreleone, con questo grande evento dedicato ai panettoni. Prossimamente tutte le interviste, tutti i dettagli in un video, con tutti e quattro i rappresentanti di questo grande sapore siciliano. Che cosa avete prodotto stasera? Cosa vediamo sul Noi abbiamo portato il classico panettone con i canditi. A proposito dei canditi volevo fare un applauso, un ringraziamento a Giulio, perché i canditi, anche perché lui è, diciamo che ha il maestro che è Franco Giulio di Capoorlando, questo è il suo nipote, quindi i canditi li fa lui direttamente, quindi sono prodotti dal Margherita Caffè direttamente, quindi siamo noi che facciamo i canditi, la lavorazione e tutto. Vede Sindaco la sinergia tra le aziende, la collaborazione, la generosità, la convivialità, la condivisione, le stiamo trovando tutte. Quindi poi abbiamo noi anche il cioccolato Dubai, che quest'anno sta andando fortissimo, sì. Poi abbiamo il cioccolato e pera, i fichi e noci, che va anche fortissimo. Poi abbiamo il pistacchio, che diciamo che il pistacchio è il nostro vero occhiello, perché diciamo che è un prodotto siciliano e va sempre fortissimo e di moda. Comunque questi sono, diciamo, i panettoni che vanno più quest'anno di quelli che facciamo noi e che potete trovare ovviamente al Margherita qualora voleste scegliere di comprarne uno in ogni posto, anche perché si fanno i regali, quindi è giusto. Sicuramente. Grazie a voi. Grazie, allora torniamo da Filippo, un applauso, fatelo sempre perché è importante. Presentarci per fare Filippo cosa hai portato questa sera e che cosa assaggeremo, l'abbiamo già visto, ma quali sono quelli che vediamo qua? Quindi quali sono allora, le specialità? Noi stasera abbiamo portato una piccola linea dei nostri prodotti perché abbiamo 18 gusti che ci stanno proprio in spazio. Abbiamo portato un trilogy, sono 3 tipi di cioccolato all'interno, cioccolato al latte. No, semplicemente bisogna che lo tenga un po' più vicino. Allora il cioccolato al latte, il cioccolato fondente e il cioccolato bianco. Poi c'è il pistacchio, ormai il cavallo di battaglia di tutte le pasticcerie che produciamo panettoni artigianali. Mi aggancio al discorso di prima dei lavori che ci sono dietro al panettone. Dimentichiamo che dietro al panettone, signori miei, c'è un lavoro di un anno continuo del lievito madre. Viene rigenerato ogni giorno, al massimo ogni 2 giorni, ma è un lievito che noi ci stiamo dietro proprio ogni santo giorno. Stiamo dietro questo lievito, noi non finiamo mai di lavorare dietro né al panettone né alle colonne. Quindi è un prodotto che viaggia nei nostri lavoratori tutti i giorni, non viene prodotto. Col panettone cominci con le colombe. Però c'è questo famoso lievito madre che viene ogni giorno rinfrescato, rigenerato, procedimenti tecnici che usiamo qui da laboratorio. Quindi il nostro panettone ci occupa tutto l'anno, ve lo possono dare conferma anche i miei colleghi. Poi abbiamo fatto un dark come arancia che abbiamo chiamato cubano perché all'interno c'è un cioccolato monorigine proprio di Cuba, delle arance semicandite e il panettone all'interno è tutto nero ed è conciato anche con del rum cubano. Poi abbiamo un tramonto siciliano fatto all'interno sempre scuro ma con del cioccolato di Modica, abbiamo giocato in casa questa volta. Cioccolato di Modica all'interno, pezzettini di arancia semicandite e il passo all'interno è tutto scuro. E del cioccolato inverso, sempre modicano IGP,
perché noi abbiamo il cioccolato di Modica che utilizziamo noi, è un marchio ICP, è il nostro prodotto di battaglia, che è il panettone imperiale che stasera purtroppo non è presente, ma è quello che abbiamo vinto il titolo mondiale, è registrato dal Ministero dell'Agricoltura con il marchio ICP, il nostro panettone appunto ICP. Poi abbiamo il classico limoncello con dei limoni canditi all'interno e viene imbevuto proprio di limoncello alcolico all'interno, un moro siciliano sempre dentro con del cioccolato di Modica, cubette di arance, pistacchio, mandorle e nocciole, e poi l'intramontabile classico panettone in mandorlato con dell'arancia candita, cedro candito e uvetta candita. Bene, bene. Grazie per averci ripresentati, è uno spettacolo vedere le vostre tavole imbandite. L'ultimo passaggio con Isabella, insomma, ci facciamo raccontare che cosa ha portato questa sera per assaggiarlo insieme, partendo da lì, che cosa hai portato? Allora, io devo dire che insieme al panettone al pistacchio della nostra produzione noi lavoriamo tantissimo la nocciola. Sì, quindi a Tortorici, sui Nebrodi siamo proprio specialisti, e devo dire che il panettone nocciola sta molto vicino al pistacchio. E quindi nel laboratorio utilizziamo sia il nocciolotto, va tantissimo, che è il panettone con la sacca a poscia a parte di crema spalmabile, e il nocciola reale, che è praticamente quello farcito con sopra la pasta reale di Presidio Slow Food. Quindi quella è una della nostra chicca che abbiamo portato qui. Poi abbiamo fragoline di bosco, infusione di petali di rosa, che è il Donna Isabella, me lo sono autodedicata e dedicata a tutte le donne. Don Peppuccio, perché pure a mio marito che lavora 365 giorni all'anno, ci mancherebbe altro. E quindi è un panettone al cioccolato con all'interno una farcia di nocciola, mandorle, pistacchi e nocciole salate. Il moro con i cristalli di sale di Trapani è un cioccolato fondente farcito all'interno e sopra i cristalli di sale, che dà quel retrogusto molto molto buono di sapidità, e quindi esalta ancora di più il gusto del cioccolato. Abbiamo il caramello salato, abbiamo mele e cannella, frutti di bosco, me ne dimentico tantissimi, però verremo insomma, a ci vederli sono. nella tua pasticceria. Ecco, dovete Amarena. Quelli che vi dimenticate e che non potete portare, verremo a vederli. Ovvio, dovete venire direttamente per condividere i vostri giorni più belli con i nostri panettoni. Esatto, e se andate nelle loro pasticcerie dicendo ero presente l'8 sera a Rocca di Caprileone, io avrete un bonus. Un bonus. Assolutamente un bonus. sì. Un bel dolcino. Pagheranno un po' di più, dice Filipponi, non è un problema, per la qualità questa. Tra poco gratuitamente per tutti coloro che verranno qui a Rocca di Caprileone questa degustazione. Vabbè, in giro, vabbè. Tanto ne approfitto anche per ringraziare Ivan Carcione, che è sempre l'anima della festa. Grazie Ivan, un applauso a Ivan. Grazie al quale insomma queste serate piacevoli di incontro sono possibili. Voglio ringraziare anche e salutare i miei amici fratelli Caramucci per audio e video, in questo caso solo audio, grazie mille. E io non so, se siamo d'accordo tutti, d'accordo e se siamo tutti pronti, io direi di far entrare prima i bambini, come dice il Signore, per fare un primo giro di assaggio. Che dite? Siete d'accordo lì in fondo? Non ho sentito. E allora solo i bambini facciano il primo giro di assaggio e ci facciano sapere se sono tutti così buoni oltre che così belli. Chi vuole può venire, bambini, avanti! Avanti bambini! Senza vergogna, avanti bambini! E noi vi salutiamo, continuate a seguirci per lo speciale televisivo completo dedicato a questa grande serata a Rocca di Caprileone. E delle dolcezze che abbiamo preparato. Fate un giro dove volete, bambini, dove volete, andate da chi volete, bambini intendo dire fino a 15-16 anni, venite pure, senza problemi. No, tu aspetti un attimo, tu sei anche troppo alto per essere un bambino, quindi aspetta un po', con grande piacere ovviamente per i bambini, per assaggiare. Adesso intervistiamo subito uno di loro, andiamo a intervistare uno di loro. Mi devi dire sinceramente com'è. Buonissimo,